Ho fatto la scuola alberghiera, poi facendo sala, bar, all'Istituto di Bardolino, poi ho voluto cambiare settore perché volevo sempre crescere, di conseguenza poi dal ristorante sono passato al ricevimento e da lì poi non mi accontentavo e ho voluto andare oltre, ho fatto l'albergatore per un periodo e dopodiché sono rientrato nell'albergo dove lavoravo facendo direttore d'albergo. All'inizio della mia carriera chiaramente ho avuto difficoltà, è normale, esci dalla scuola alberghiera con dei ritmi completamente lenti, tranquilli e ti immergi in un mondo lavorativo frenetico e molto veloce, quindi è naturale. Però nelle mie esperienze passate ho trovato persone molto preparate e grandi professionisti e ho cercato di rubare ad ognuno di loro qualcosa. Lavorare sul Lago di Garda devo dire che ti regala tantissime emozioni, tantissime sorprese, conosci splendide persone perché per fortuna siamo circondati da un target di persone valide. È piacevole lavorare con persone che ti dimostrano tutti i sacrifici che tu fai per loro. Sono molto riconoscenti. Il turismo sul Lago di Garda negli anni è cambiato. Il turismo oggi sul Lago di Garda è molto esigente e noi che rappresentiamo l'ospitalità, che siamo i maîtres, dobbiamo dare l'accoglienza, dobbiamo essere sempre preparati a dare il massimo servizio per soddisfare la nostra clientela. Il mio percorso in questo hotel è iniziato ormai 3 anni fa come apprendista e naturalmente entrando in un mondo così grande il mio percorso è stato in salita. Ma l'inserimento in questa nuova realtà lavorativa mi è stato facilitato dalle nozioni apprese ai corsi di apprendistato e dalle informazioni imparate a scuola. Ciao, sono Miriana, ho 37 anni, vengo dalla Serbia. I vantaggi per me nel lavorare nel mondo del turismo principalmente era quello di poter seguire i miei figli, anche perché mi lascia più tempo libero. Consiglio di lavorare in questo settore anche perché ha molte possibilità lavorative e di crescita personale. È anche un ambito molto positivo riguardo alle relazioni umane perché ti metti a contatto con persone di altri paesi, quindi ti aiuta anche a allenarti nella base linguistica, ma anche a capire nuove tradizioni. E un altro vantaggio comunque della stagione è il fatto di poter lavorare dei mesi all'anno e magari gli altri mesi dedicarli nei tuoi hobby o nello studio, oppure comunque chi è appassionato di viaggi, e quindi secondo me è un ambito molto elastico.